fare una cosa da solo e la voglio fare. Benissimo, bravo. Adesso qui mi voglio esibire da solo. Bravo. Di poco straordinario. È uno spettacolo, signori, che vedrete qui, adesso, davanti a voi, non lo vedrete mai più, accompagnato dalla grande orchestra, sulle dolci note del grande film 9 settimane e mezzo. Io per voi signori mi esibirò in uno striptease, uno spogliarello, ma non ci vuoi chiamare. Che spogliarello? C'è uno spogliarello qui documentato. Che devi fare spogliarello? Oggi bisogna portare gli spettacoli emozionanti. Senti, guarda. Signori miei, vedrete qui davanti a voi il cicciolino degli anni Ma '80. che cicciolino degli anni 80? Ma insomma, la vuoi finire? Beh, una cosa, cari, Senti, tu lo spogliarello non lo fai. è Bruno Mars, Bruno il Eh già, ti faccio vedere come si recita. come si dice? Me la ci vedo, me la penso io, non ti preoccupare. Te la vedi tu? Me la vedo io. Fammela che ti vedi. Non ti preoccupare. Voglio vedere proprio che cosa ti Tu non ti preoccupare. Ti metti a cantare. Benissimo. Hai spezzato la mia esibizione. Non ti preoccupare. Voglio vedere che Ci si penso io. Allora, voglio vedere che ti vedi. Sì, signore. Allora, Voglio vedere proprio che cosa ti vedi di fare. tu non ti preoccupare. Allora, come Voglio a me. Benissimo. Voglio vedere proprio che cosa ti Stai vedi di fare. bravo. Ti Allora, devi esibire. Sì, signore. Adesso. E non può fare. Allora, come Dalla dicevo. Laissa, dalla Bruno Mars, dalla solamente. Abbastanza sì. Allora, come dicevo, signori, a questo punto, visto che lo spogliarello non si può fare, Hai convinto. l'ho detto io. Non posso fare altro che declamare in onore di... Ma capite che questo è un giorno importante? Lo so che giorni... Ma la gente ti ha chiamato un po' perché si vogliono divertire. Ma lo so che si Tu vogliono... mi ricordi di andare a reclamare, non ho capito. Io non ho detto... È sbagliato venire su una cerimonia e mettersi a reclamare. Io non ho detto... La gente non vuole che tu vieni qua e ti metti a reclamare. Io non voglio. Perché vieni su una cerimonia e ti metti a reclamare? Quindi non voglio... È brutto venire su una cerimonia e mettersi a reclamare. Senti, che mi stai ho detto declamare, te, con la T, non con la R. Figuramente. È la prima. E che lei su declamare? Devo dire una poesia in onore dei bambini. Perché non dici devo dire una poesia in onore dei bambini? Senti, si dice declamare, io dico declamare, va bene? Ma ti figuri tu può me. Colpa tua se non lo sai. Perché non parli bene? No, guarda che io parlo bene. No, tu non parli bene. Io parlo bene. No, perché se tu fossi uno del campo e avessi detto signore e signori buonasera, voglio dire una poesia in onore dei bambini. E allora? E avessi capito che tu volevi dire la poesia in onore dei bambini. Avessi detto no, dici una poesia in onore dei bambini. Va bene, allora vuol dire che ti dici devo declamare. Io non capisci che tu vuoi dire la poesia in onore dei bambini. Benissimo. Allora io voglio la poesia in onore dei bambini, non ce ne vuoi mai. Perciò dico io devi parlare correttamente. Cioè signori, buonasera, voglio dire la poesia in onore dei bambini. Pure la gente che sta qua capisce che tu vuoi dire la poesia in onore dei bambini. Sì, signore. Canta questa poesia te li hai. dice la poesia. Fatti che fare tu. O creatura di 10 anni. Pensa a te. Allora se mi spiega se dice poi si copre in cerimonia. Sì, di coppia in cerimonia e poi sì. Va bene? Allora, Non ti do una mezzola di non parola. la dite. Allora ma voglio dici vicino a me palle di Non te lo dico, va bene? Sì, Ok, bravo. non me ne do. Si scusa. Siamo a stare con lui. Allora, come dicevo, signori, ecco, bravo. Silenzio. Bravo. Parvagnesi.